stato promosso il referendum, sono state raccolte le firme, principalmente da Sardegna Nazione, ma anche dalla CSS, da altri comitati come il che molti hanno partecipato, anche se l'iniziativa è stata presa perché ormai si ritardava nel partire, è stata presa da un movimento politico indipendentista, ma comunque poi quello che conta è oggi il risultato. Oggi abbiamo un comitato che si chiama Comitato sulla Nucleo, che è un comitato basato su due spazi di condivisione molto semplici. Pochi spazi di condivisione, ma in grado di riunire su quegli spazi tutto il popolo sardo. Il primo punto di condivisione è l'essere contrari al nucleare, il secondo punto di condivisione è l'essere per il diritto dei sardi a decidere sulle questioni importanti come il nucleare e su tutto quello che riguarda il nostro popolo ed il nostro territorio. Su questi due spazi oggi ci ritroviamo, qui in questa sala, in questa palestra, ci ritroviamo a manifestare alla sarda, diciamo, cioè fare festa ma anche con una determinazione ben precisa di resistere a questa ulteriore servitù che qualcuno da fuori decide. E badate bene, bisogna essere responsabili di quello che oggi noi siamo, perché noi oggi siamo la generazione di sardi viventi, abbiamo una fortissima responsabilità, perché fra 200-300 anni verremo giudicati dai sardi che verranno, che abiteranno questa terra, che nasceranno in questa terra e diranno: i sardi del 2010 hanno fatto bene o hanno fatto male? Sono stati responsabili nelle loro decisioni? Ci hanno tutelato i nostri figli? O ci troviamo oggi un territorio avvelenato perché i sardi viventi nel 2010 hanno deciso di lasciarlo avvelenato? Ecco, questo è il referendum, perché noi sappiamo che le parti in gioco non sono con pari forza, con pari entità di mobilitazione. Da una parte c'è uno Stato con il suo governo che ha deciso, passando sulla testa delle popolazioni sarde, come probabile e come possibili due centrali, quella da costruire a Teulada la dichiara possibile, quella da costruire nel Cirras la dichiara probabile, ma poi anche probabile che riesce nel nostro territorio come deposito di scorie radioattive che nessuno Stato al mondo ha ancora risolto, nessuno sa ancora cosa farne delle scorie. Bene, noi possiamo dire abbiamo già dato su questo, il nostro territorio è già sufficientemente avvelenato, non possiamo permettere che subisca ulteriormente delle violenze. Seguiamo tutti la questione di Porto Torres, un territorio fortemente avvelenato, il Sulcis lo stesso, grazie ad un modello di sviluppo che noi non abbiamo voluto e che altri hanno voluto. Beh, adesso è giunto il momento di volere noi, di decidere noi su questa questione nucleare, decideremo noi. Abbiamo già visto che quando hanno deciso gli altri non solo non hanno prodotto prosperità, ma hanno prodotto distruzione del territorio, disoccupazione. Ricordatevi 7.000 operai di Otana, sono 400. Tra l'altro sono un giorno in cassa integrazione sì e un giorno ancora in cassa integrazione sì, cioè passano da un ricatto all'altro, cioè quindi passando sulla testa dei nostri operai e dei nostri pastori che oggi si trovano sulle piazze a difendere non solo il loro reddito ma anche la loro dignità di classe portante di questa terra. Dobbiamo leggere cosa sta succedendo, se i pastori e se gli operai oggi vanno al di là delle organizzazioni anche sindacali, delle organizzazioni che hanno i cosiddetti patronati, vuol dire che quel modello non funziona più, vuol dire che i sardi si vogliono candidare a rappresentare se stessi in primis
che tutti i sardi vadano a votare quel referendum e votino sì, o comunque che tutti i sardi vadano ad esprimere la loro sovranità, il loro diritto di decidere sul territorio e sul futuro nostro e dei nostri figli. Adesso io mi fermerò così perché tutte queste cose verranno riprese e ripetute da vari interventi che saranno molto corti, non cercheremo di fare dei comizi perché non siamo qui per chiedere né voti né appoggi politici né niente, siamo qui semplicemente perché ci siamo permessi di organizzare una cosa che tutti i sardi volevano organizzare, l'abbiamo fatto noi ma lo potevano fare anche altri, quindi siamo tutti partecipi, siamo tutti protagonisti, non ci sono prime donne, tutti quindi dopo alcuni interventi che sono stati già programmati perché hanno già chiesto possono intervenire dal pubblico, naturalmente fermandosi non più di 5 minuti perché poi tanto dopo la gente dopo 5 minuti non ascolta più. Grazie di essere venuti e forza avanti.